Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, eccoci subito pronti per commentare una nuova partita giocata nella città più famosa della Cina, quindi in occasione del campionato cinese. Direi Wuhan, però no, è stata giocata a Pechino. Abbiamo con il bianco Liu Jian 2500, quindi un grande maestro, contro la campionessa mondiale in carica, la giocatrice Zhu Wenyun. Ok, con i nomi, con le pronunce non mi soffermerei molto e vi dico che c'è una particolarità con, diciamo, su questa giocatrice, sull'attuale campionessa del mondo in carica, che lei qualche settimana fa, comunque qualche mese fa, ha fatto una collaborazione con la Scala di Milano, quindi se cercate su internet Scala di Milano, chess player o comunque giocatrice, campionessa del mondo, eccetera, trovate dei video dove lei ha fatto una collaborazione a distanza proprio con la Scala. La partita è iniziata così, quindi C4 per il bianco, un'apertura inglese e 5 risposta del nero, G3, va bene, uno sviluppo abbastanza comodo, frequente, in cui il bianco decide di controllare il prima possibile le case centrali, quindi la casa 4 e la casa D5, e dato che ha posizionato un alfiere in fianchetto già scopre un po' le sue carte, perché vuol dire che il bianco durante tutto il corso della partita cercherà sempre di avere un gioco sulle case bianche, in particolar modo lungo la diagonale più lunga. La partita prosegue, alfiere C5, cavallo C3 e a questo punto C6. C6 ha due idee. La prima è la più evidente, quindi cercherei di fare D5 controllando il centro, e la seconda potrebbe anche essere più che un'idea offensiva, un'idea difensiva, ossia quella di chiudere la diagonale dell'alfiere di case bianche. La partita dunque continua con cavallo F3, attaccando questo pedone centrale che non è difeso, e la spinta del nero in E4 sembra abbastanza naturale. Di fatto il cavallo bianco attaccava un pedone, quel pedone bisognava o difenderlo o spingerlo. Ok, abbiamo deciso da nero di spingerlo, guadagnando un tempo contro questo cavallo F3. Adesso la posizione prende una piega tattica, quindi adesso inizierà ad esserci un seguito tattico, e la strategia del nero è giocare sul fatto che questo cavallo qui al lato della scacchiera non abbia tante case dove andare, quindi prima o poi si potrebbe provare a fare G5 attaccandolo, cosa che per adesso non funziona perché la casa F5 è controllata. Quindi il nero decide di giocare D5, mossa molto logica, una spinta centrale che continua a controllare case centrali, rafforza il pedone 4 e, cosa molto importante, prima o poi si potrebbe giocare la spinta in G5. G5 intrappola il cavallo, quindi a quel punto il bianco avrebbe un pezzo in meno. Vediamo come va in partita. Pedone per D5 e pedone per D5. Chiaramente adesso in caso di G5 che cosa potrebbe accadere? Questa posizione, diciamo che è stata raggiunta anche in altre occasioni, esiste un modo per salvare il cavallo, non tanto spostando il cavallo ma cercando di creare nuove minacce. Qui la mossa più forte è senz'altro questa, quindi io gioco D4 con l'idea di guadagnare il tempo sull'alfiere, ma di fatto sto prendendo la diagonale al mio alfiere che vuole togliere il difensore, che vuole togliere l'attaccante nero, e quindi difendere il cavallo in H4. A questo punto, in caso di alfiere che si sposta, semplicemente la cattura in G5 è sufficiente per dire che qui il bianco ha materiale in più e il nero non ha controgioco. Dunque pedone per D5 è la mossa giocata, il nero ha un forte controllo al centro, e adesso vediamo un po' come prosegue la partita. D3, mossa logica, per due motivi: cerchiamo immediatamente di aggredire la struttura pedonale avversaria e ovviamente ci sottraiamo all'idea iniziale del mio avversario, perché quella G5 prima o poi il nero vorrà cercare di farla e noi dobbiamo essere pronti per contrastarla. Cavallo G4 giocata, minaccia evidente, questo pedone F2 sempre in tutte le aperture, in tutte le partite il pedone F2 e F7 sono poi quei punti più deboli che un giocatore deve cercare di tenere sotto controllo, difenderli in questo caso il bianco deve cercare di difendere quel pedone, mentre il nero cercherà di avere un po' di iniziativa. Arrocco corto, e adesso G5. Effettivamente sembra che si siano verificate le condizioni ideali per intrappolare il cavallo bianco. Quale potrebbe essere il compenso del bianco? Altrimenti qui il bianco, che comunque sia un fortissimo grande maestro, vorrebbe dire che ha perso un cavallo. Quali sono le idee? Allora, in questa posizione chiaramente non funziona più l'idea di prima, perché in caso di attacco sull'alfiere, che poi è stata anche la mossa giocata in partita, ciò che accade è che il mio cavallo resta
resta lì sotto attacco, non ha possibilità di fuga perché, come vedete, effettivamente tutte le case sono controllate dai pezzi del nero, e allora non resta altro che creare una minaccia altrettanto valida. Se lui mi attacca un cavallo, anche io faccio lo stesso, in modo che qualora il cavallo suo si sposti, in caso di cavallo F6 seguirebbe la semplice alfiere per G5, ma in caso di cavallo H6 anche qui diciamo che vi riproporrei la domanda: cosa potrebbe fare qui il bianco per non perdere il cavallo? La risposta è nulla. Il cavallo purtroppo per il bianco è stato perso, però il bianco ha la possibilità di creare un attacco controgioco. In che modo? Semplicemente al centro. Prima dicevo il cavallo è stato perso, ma in realtà questo pedone G5 si trova inchiodato perché dietro di lui c'è un cavallo nero che non è difeso da nessuno. Ok, questa è una posizione già molto tagliente, molto dinamica sin dalle prime mosse, e vedete che ogni tentativo del nero di catturare il cavallo che si trova al lato della scacchiera in fondo non va a buon fine. Adesso, senza dilungarmi troppo, G5 è la mossa della partita, D4 è stata giocata attaccando l'alfiere di case nere che si sposta, e a questo punto non resta altro che creare anche noi stessi un attacco sul cavallo avversario. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Il nero decide di catturare il mio cavallo, io faccio lo stesso, e quindi questa qui è la posizione. Adesso diciamo, per i più curiosi e più attenti, proporrei di bloccare il video prima, o meglio, prima ascoltate la domanda, poi bloccate il video, altrimenti bloccate il video e non saprete cosa vi voglio proporre. Provate a valutare questa posizione, immaginare come il bianco debba continuare, perché comunque il bianco ha un piccolo vantaggio, che è questo: il re del bianco è sicuramente più sicuro del re avversario. Ok, non so se avete bloccato il video, se qualcuno di voi in realtà non l'ha bloccato. Comunque andiamo avanti, vediamo un po' come è andata la partita. Pedone per G4 è stata giocata, H per G3, quindi il nero cattura questo pedone, e adesso il bianco non deve fare altro che sfruttare questa iniziativa, questo vantaggio di spazio, portando i pezzi in avanti. Ed eccola qui, donna B3, attacco un alfiere che non è difeso da nessuno e sto creando un'altra minaccia verso il centro. L'alfiere nero cambia il cavallo, io riprendo, e a questo punto arrocco corto. Adesso si può intuire che l'arrocco del nero è sicuramente più debole di quello del bianco, ed è evidente che tutte questi buchi, queste case nere che non sono più controllate né dai pedoni né da pezzi, sono facilmente occupabili dal bianco. Adesso il bianco gioca C4 cercando di aprire la posizione, mossa molto logica e molto importante, perché in caso di donna B6, che è poi la mossa che è stata giocata in partita, silenziosamente la donna si sposta da un lato, quindi dal lato di donna, al lato di re. Quindi catturiamo il pedone G3, e adesso occhio, perché le case nere erano deboli prima, lo sono ancora, perché potrei avere un'idea come donna H4, alfiere G5, alfiere H6. Questo re del nero purtroppo non si trova in una buona posizione. Adesso lo sviluppo è veramente difficile, è il momento di portare pezzi in difesa, e quindi donna G6 la mossa giocata in partita. Pedone per D5, qui il bianco semplicemente si limita ad aprire la posizione il più possibile, e dopo alfiere per G4 decide di continuare esattamente con questa strategia. F3 sulla scacchiera, F3 giocata, cattura del pedone in F3. A questo punto prendiamo, e in caso di cambio queste semplificazioni, attenzione, perché sembrerebbe che il nero magari sia riuscito a semplificare abbastanza per poter affermare che il nero si sia salvato, ma in realtà non è così. Adesso, in caso di un'ulteriore semplificazione, qui si rischia anche di perdere rapidamente. Come vedete, questo re lì all'angolo non si trova bene, dunque se io riuscissi ad attaccarlo lungo le case nere, quindi lungo le diagonali, chiaramente minaccerò qualcosa di molto importante, qual è? Chiaramente il matto. Quindi un'idea potrebbe essere alfiere H6 per entrare in G7, così come alfiere G5 per entrare in F6. Il nero non starà lì a guardare, però l'iniziativa del bianco, dato che comunque il bianco ha 3 pedoni liberi uniti su colonne centrale sostenute facilmente dai pezzi bianchi, potrebbero tranquillamente portare alla vittoria. La partita continua, F5, alfiere H6 attaccando la torre, e a questo punto torre 8 è quella, la mossa è stata giocata, e la torre si sposta in una casa molto utile perché attacca il pedone 2, quindi a questo punto spostiamo il nostro re e ci prepariamo al raddoppio delle torri dei pezzi pesanti sulla colonna G. Donna H2 la mossa giocata. Donna H2 silenziosamente vuole vincere, perché difendo questo
alfiere, perché il dettaglio è che quando il nero sposta il suo re, dato che non c'è più l'inchiodatura, si sta minacciando l'alfiere. Quindi Don H2 è una mossa che difende l'alfiere, ma in realtà lascia lo spazio libero per questa torre che vuole chiaramente creare ovvie minacce. Donna 6 sulla scacchiera, vogliamo da nero creare un attacco su E2. La partita continua, torre 1, cavallo di 7, a questo punto è il momento di creare qualcosa di più concreto, quindi torre G3 voglio minacciare lo scacco in G7, torre G8 mossa dovuta per difendere, torre G1 ripropone esattamente lo stesso tema. E è molto importante ed è anche molto evidente che le case nere del nero effettivamente continuano ad essere molto deboli, quindi il bianco non fa altro che semplificare la posizione e togliere dei pezzi per poi cercare di creare nuove minacce. Donna H5, attacco un pezzo non difeso e adesso vediamo un po' cosa potrebbe accadere in caso di cattura. Chiaramente in caso di cattura la donna torna in difesa, riprende la torre e lì sarà ovviamente finita. Quindi torre 7 giocata, a questo punto la torre diventa il target, l'obiettivo, attacchiamo questa torre e vinceremo, D6 attacco la torre che si sposta e adesso arriva il momento di entrare sulle case nere. Alfiere G7 la minaccia vincente, F4 giocata sulla scacchiera, la torre si sposta e dopo F3, ultimo tentativo da parte del nero di portare scompiglio, creare attività, creare compenso contro il re bianco, purtroppo è tardi perché arriva alfiere e scacco, il re si sposta, scacco di alfiere, o meglio scacco di torre spostando l'alfiere, scacco di scoperta, il re si sposta ancora, ma purtroppo è tardi perché interviene anche la donna. Allora, morale della favola, diciamo che questa partita è stata evidente come il bianco dall'inizio alla fine, mentre all'inizio cercava di giocare sulle case bianche perché l'apertura vuole che si giochi su queste due case centrali, poi dato che il nero ha deciso di impostare uno schema e un attacco immediato, si è aperta la posizione e poi il bianco ha cambiato un po' la sua strategia. Quando si gioca G5 chiaramente adesso la partita si va un po' verso un po' a senso unico, nel senso che poi il bianco non deve fare altro che attaccare e controllare spazio sulle case nere. Così facendo la partita è continuata. Quindi C4 per aprire il centro, far passare la donna e iniziare la strategia d'attacco sulle case nere. Adesso vado un po' rapido, questo qui è il momento abbastanza importante perché arriva l'alfiere in H6 che completa lo sviluppo, lascia spazio, il re si sposta, lascia spazio alla torre che interviene, a quel punto effettivamente tutti i pezzi si sono creati e si sono coordinati tra loro, quindi in questo momento si è creato un po' di armonia, arriva la prima torre bianca, arriva la seconda, dopo il cambio il nero propone un'ulteriore semplificazione, ma adesso le case nere sono deboli, quindi non resta altro che attaccare la torre nera difensore della posizione e nel momento in cui la torre viene attaccata effettivamente poi la posizione crolla perché arriva questa alfiere G7 scacco, il re si sposta, alfiere scacco e come avrete visto e spero che abbiate apprezzato questa coordinazione sulle case nere e poi alla fine riesce a ottenere i suoi frutti. Spero che questa partita vi sia piaciuta, come sempre intervenite, commentate, condividete questo video, nella chat o comunque nella descrizione del video trovate maggiori informazioni con il link al gruppo Lices dove ci sono tutte le partite da me commentate e appuntamento al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!